Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Inaugurate 2 nuove case della comunità nel Savonese. La casa Hub di Savona, situata in via Collodi, è aperta 24 ore su 24 e la casa di Vado Ligure, situata in via La Costa, è aperta dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20. Le case sono state ristrutturate grazie a un investimento complessivo di quasi 2,5 milioni di euro. 1 milione di euro per sostenere la formazione di 1.400 apprendisti assunti in Liguria, che si aggiungeranno agli oltre 17.000 già avviati alla formazione. L'obiettivo è quello di migliorare le competenze dei lavoratori per rendere l'occupazione più solida e duratura e al contempo incentivare l'assunzione con contratto di apprendistato. È stato firmato il decreto per gli scolmatori dei rivi Noce e Rovare, che individua il Comune di Genova come ente attuatore. Questo provvedimento consentirà il completamento dello scolmatore sul Rio Rovare e la realizzazione di quello del Rio Noce, fondamentale in particolare per le aree di San Fruttuoso e San Martino, e dal valore complessivo di circa 31 milioni di euro. È stata approvata la convenzione tra Regione Liguria e l'Istituto Italiano di Tecnologia per sviluppare una collaborazione strategica presso l'Ufficio regionale di Bruxelles, con l'obiettivo di promuovere progetti e iniziative congiunte nel contesto dell'Unione Europea. Procedono i lavori nel cantiere per riqualificare l'ex stazione ferroviaria di San Lorenzo al Mare e la scogliera sottostante. L'approdo diventerà un nuovo bike hotel direttamente sulla pista ciclopedonale dedicato al cicloturismo. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.